Buongiorno a tutti! Oggi abbiamo la fortuna di avere qui con noi la signorina Arianna, la famosa scrittrice di libri per bambini. Avremo giusto il tempo per farle qualche domanda? Buongiorno Arianna! Buongiorno a tutti e grazie per l'invito. Allora, volevamo giusto farti qualche domanda inerente al tuo modo narrativo, se è possibile. Certamente sono qui a vostra disposizione. Perfetto, prima domanda. A che età hai scritto il tuo primo libro? Il mio primo racconto è stato pubblicato nel 2016. Pensa, avevo solo 20 anni. Wow, è fantastico! E di cosa si trattava? Era un breve libro illustrato per bambini con diverse favole da leggere prima di dormire. Che meraviglia! Ma le illustrazioni le hai fatte te? No, purtroppo non ho una buona mano, ma mi piacerebbe molto imparare al più presto per poter fare un libro tutto mio. Solitamente a cosa ti ispiri per le tue storie? Sono inventate o prendi ispirazione dalla tua vita? Beh, diciamo che dipende, mi piace variare ed essere molto creativa. Mi sembra un'ottima idea. Al giorno d'oggi bisogna essere super creativi e innovativi. Esattamente, sono d'accordo con te. I tuoi libri insegnano anche o trattano tematiche importanti? Sì, certo, vorrei che tutti i bambini, fin da piccole, anche grazie ai miei libri, imparassero a comportarsi nella maniera più corretta, l'educazione prima di tutto. Parole sante. Purtroppo il tempo a nostra disposizione è già finito. Ci rivedremo presto per un'altra intervista, speriamo in presenza. Certo, con piacere, non vedo l'ora e grazie mille ancora per l'opportunità. Grazie mille a te Arianna e ti auguriamo una piacevole giornata e un in bocca al lupo per il tuo prossimo libro. Grazie mille a tutti, a presto! Ciao!